A proposito, veramente, dopo che abbiamo parlato di tutte queste belle cose Cucina, bisognerebbe poi anche parlare di dieta, ecco. Sì. A Di proposito, dieta, allora ci parlo io un po' di dieta. sì? Perché? Sì, perché combinazione, proprio ieri, in realtà perciò lo festeggiamo oggi e non eravamo in onda ieri. Che compleanno è? Ieri la dieta mediterranea ha compiuto 10 anni. La dieta mediterranea, Voi sapete 10 anni. che l'UNESCO, nel senso che l'UNESCO ha riconosciuto la dieta mediterranea come patrimonio mondiale dell'umanità 10 anni fa. 2 anni fa riconobbe l'arte di pizzaiolo napoletano. Insomma, la nostra etnia dà il meglio in tutte le cose in cui si cimenta, e quindi anche sulla dieta mediterranea. Questo regime alimentare, noi manco sappiamo, perché lo mangiamo di tutti i popoli del bacino del Mediterraneo, è stato studiato da tutto il mondo. Ma la triade mediterranea, cioè, ha delle radici antichissime. Furono i greci, fondatori della città di Partenope, che poi diventa Neapolis, che introducono la triade mediterranea. Frumento, olio d'oliva e vino. Le basi ancora oggi della dieta mediterranea, se ci pensate. Sapete che la città di Partenope fu fondata dai greci che venivano da Cuma, vengono via mare, arrivano dove sta l'isoletta di Megaride, dove sta il Castel dell'Ovo. I greci arrivavano da Cuma, battuta, perché Acuman stava in sciopero, allora loro venettero via mare. Voglio fare un po' di Non le fare queste voglio fare il cose. compito. Non le fare. Vabbè, allora no, vabbè, arrivano via mare. Tuo, ma perché Lo so, ma belle buone ci mettiamo a fare pure noi cultura. voglio fare una battuta ogni tanto, vabbè, scusate. Videro che il posto era buono, la collina di Pizzo Falcone. Così qualcuno non ha capito, lo vuoi ripetere un attimo? I greci cumani che fondano la città di Partenope vengono dal mare e vedono appunto l'isoletta di Megaride dove c'era il Castel dell'Ovo. La verità storica è un'altra. Vennero via mare perché Acuman stava in sciopero. Piaciuta? Ma la gente, siccome adesso è appesa alle tue labbra, quando dice, ma veramente se pensi che Achille sia no, ok, no, l'Acumana non esisteva. 3000 anni fa arrivano e vedono l'isoletta di Megaride, un posto perfetto per un insediamento abitativo. Lì c'era la tomba della sirena Partenope, infatti chiameranno Partenope l'insediamento che avranno. I cumani, quando arrivano i greci, frievano tutte cose, friggevano qualsiasi cosa, sapete? E la dieta mediterranea comincia proprio con loro, con le fritture dei greci. Loro friggevano in particolare gli strogolos, che erano delle palline di frumento, che venivano fritte 2 volte, una volta in olio vegetale e una volta in olio animale, e venivano farcite con il miele. Siamo davanti, signori miei, agli antesignani degli struffoli che mangeremo fra poco. Il dolce più antico dell'umanità, fondato 3000 anni fa dai greci. Caspita. La città diventa romana, diventa Neapolis, ma i romani friggevano pure loro. Anche loro friggevano 2 volte, una volta in olio vegetale e una volta in olio animale, nello strutto, e friggevano le serpule. La serpula era questo serpentello arrotolato che veniva fritto, che è l'antesignana della zeppola. Ah, seppola. Pensate un po', cosa penserebbero i greci e i romani che friggevano 2 volte, una volta in olio nello strutto e una volta nell'olio d'oliva, se ci vedessero oggi che fine abbiamo fatto a ci mangiare a zeppola al forno. Cioè, scusate, penso che veramente gli verrebbe l'orticaria ai romani. Scusate, ma pure all'epoca dei greci, poi quando la signora faceva il struffolo e portava la signora a fianco. Beh, ovviamente i greci erano noti perché andavano nel villaggio, andavano a Pestum, vedi? che altro villaggio greco che venne fondato dai greci sibarioti che venivano dalla Calabria, e andavano a portare e si presentavano sempre col piatto di strongolos. Lo vedi? È così. No, devi dire una cosa come lo dici tu, che dici? Che dici? Ma guarda, io quando ne parlo non lo capisco, però mi affascina. Citazione.